Buonasera. L'articolo di cui parlo è stato pubblicato in Studi Piemontesi di giugno 2024 ed è intitolato "In partibus Flandriae, Cesare Mazzetti, un banchiere piemontese in Frisia". Come spesso capita quando si fa ricerca, può succedere di imbattersi in storie collaterali altrettanto interessanti che portano verso filoni sconosciuti ma molto intriganti. A me è successo esattamente questo mentre mi occupavo di un approfondimento su un personaggio del mio primo romanzo, La strada del fiammingo, dedicato ai tabacchetti, agli scultori tabacchetti di Fiandra. Mentre approfondivo la figura di un certo Pietro Iescot fiammingo, che è un personaggio secondario, ma comunque con degli spunti interessanti, ho scoperto una storia incredibile, di cui questo personaggio era in parte protagonista, che mi ha portato a scoprire l'identità di Cesare Mazzetti, un nobiluomo piemontese emigrato in Frisia, verso la fine del '500 e, che si era dedicato lassù poi all'attività di banchiere. Ehm, la storia è abbastanza misteriosa. Tutto comincia verso la metà del Novecento, quando 2 studiosi olandesi, rinvengono nella cattedrale di San Martino a Bolsward, una cittadina a circa 120 chilometri a est di Amsterdam, rinvengono, dicevo, una pietra tombale, su cui, c'è scritto. Lo dico direttamente in italiano, anche se è in neerlandese antico. Dice: "Il 10 febbraio 1622 morì l'illustre e probo Cesar Macet, libero signore di Frinco, consignore di Saluggia, siti in Piemonte e Monferrato, in Italia, e qui è sepolto". E accanto a lui è sepolta anche la moglie, Maike. La domanda che si pongono questi 2 studiosi è: cosa ci faceva questo piemontese in Frisia, perché ci fosse andato? E quindi cominciano una ricerca d'archivio che li porta a stabilire che questo Cesare Mazzetti è arrivato a Bolsward nel 1586, e che aveva preso in affitto una casa, che aveva anche acquistato un birrificio. Nel 1602 aveva ottenuto una, licenza, per un banco di prestito, si era sposato, aveva avuto 4 figlie e un figlio maschio. Il motivo però, su perché mai fosse partito da Asti e dal Monferrato per approdare in Frisia, che come dicevano, gli storici del tempo, era una terra bassa, paludosa, lagunosa, dove, non c'era legna da far fuoco e non c'era vite, non c'erano vigne da far vino, appunto anche loro se lo chiedono. I motivi, anch'io quindi mi sono unita a questa ricerca. I motivi, vanno cercati secondo me in due filoni. Il primo è, la famiglia Mazzetti. I Mazzetti erano un'antica famiglia forse di origine bolognese, suddivisa in diversi rami. Uno di questi rami, si era stabilito nel Medioevo a Chieri, quelli che poi son diventati i Mazzetti di Asti. Un altro ramo era, emigrato in Fiandra, dove già nel '400 aveva tenuto un banco di pegni. Ehm, e un'altra cosa caratteristica di questa famiglia era la loro grande litigiosità. Essendo numerosi cugini, ed avendo avuto nel '400, dall'imperatore, del Sacro Romano Impero, il feudo di Frinco e una parte del feudo di Saluggia, oltre che la licenza di battere moneta, appunto contendendosi i diritti su questo feudo,
erano arrivati a delle contese molto pesanti fra di loro. Quindi uno dei motivi dell'emigrazione di questo Cesare potrebbe essere stato il fatto che, aveva voluto allontanarsi, prendere le distanze da queste contese familiari che lo riguardavano anche, in parte. Il secondo motivo è che la tradizione, astigiana e chierese dei banchieri, o meglio dei casanieri, di queste zone, che fin dal Medioevo si erano stabiliti anche nel Nord Europa, in questo periodo continuava. Quindi potrebbe, essere successo che anche questo Cesare Mazzetti, inserendosi nella dinamica nella rete dei rapporti sia di lavoro, sia familiari che, potevano essersi creati, in Olanda e nelle Fiandre, per questo motivo avrebbe avuto, la possibilità di emigrare, nel nord. Ehm, Tuttavia, quindi, vediamo dai documenti che, a un certo punto lui è stabilito a Bolsward con la sua licenza di banchiere, beve la sua birra, fa fuoco di torba e, è tranquillamente deciso a rimanersene lì. Se non che scoppia un fulmine a ciel sereno, muore il fratello Antonio, che aveva ereditato i diritti feudali di Frinco e Saluggia e Cesare li eredita. Questo però non piace ai cugini italiani che fanno di tutto per cercare di eliminarlo dalla linea ereditaria. A questo punto spostiamo il nostro punto di osservazione dall'Olanda e veniamo in Piemonte, anzi, o meglio ancora in Monferrato, a Moncalvo, ducato di Monferrato appunto, dove il notaio, Giovanni Bartolomeo Rivetta, sta stendendo una procura per delegare proprio il famoso Pietro Iescot Fiammingo a fare da intermediario, per recarsi nelle Fiandre e trattare l'acquisto dei feudi, dei 2 feudi. Questa procura io l'ho trovata, nell'archivio di Alessandria, è stata una scoperta molto emozionante perché, io avevo ipotizzato che esistesse, ma non c'era nessuna prova che, si fosse conservata o dove fosse. In questo modo, quando l'ho avuta tra le mani, è stato veramente un momento importante. In ogni caso, nella procura si legge chiaramente che, Pietro Iescot Fiamengo, viene nominato da Ercole Mazzetti, che è uno dei cugini astigiani, a essere verum certum legitimum et, indubitatum procuratorem auctorem factorem, per, trasferirsi in partibus Flandriae e, oppure, continua la procura, in qualsiasi altro luogo, si trovasse questo Cesare che fosse opportuno. Ehm, Dopo la stesura di questo atto, Pietro Iescot parte e 2 mesi e mezzo dopo, avendo attraversato le Alpi, passato il disgelo, eccetera, eccetera, si trova in Frisia a casa di, Cesare Mazzetti, che ha convinto a vendere la sua parte di feudo, quantunque lui non fosse per niente d'accordo. Ma come c'è riuscito? C'è riuscito in 2 modi, ben ammaestrato dal cugino Ercole. Prima di tutto, facendogli credere che il fratello è morto in miseria, che ha lasciato un sacco di debiti, che la dote della moglie non è mai stata pagata, e via di questo passo. In secondo luogo, con velate minacce perché,
siccome Cesare, vive in un paese eretico dove, è attiva la riforma protestante, anche lui potrebbe essere accusato di eresia e quindi i suoi beni verrebbero confiscati, per cui è molto più conveniente per lui, vendere a un prezzo buono come gli offre Ercole. Cesare cede, ehm, e compra e vende il suo feudo per 750, doppie pistole. Giura, l'atto viene concluso, se non che 20 giorni dopo arriva trafelato dall'Italia il cognato, moglie della sorella che nel frattempo era defunta anche lei, e gli dice che non era vero niente, non c'erano debiti, la sorella dote era stata pagata, eccetera, eccetera. E quindi a questo punto, Cesare, decide di impugnare questa sua vendita che, gli è stata estorta in qualche modo. L'articolo poi continua con tutte le ricerche, tutti i vari tentativi e tutti i vari documenti che Cesare produce per poter cercare di tornare in possesso dei suoi diritti. C'è anche da dire che a un certo punto lui si ferma, per un po' di anni sta fermo, non fa più niente, perché, i mazzetti, italiani, stavano passando dei guai. Infatti, come ho detto, oltre ai feudi, loro avevano avuto anche già da un secolo il diritto di battere moneta e ne avevano approfittato talmente tanto che battevano moneta falsa di vari stati dell'Europa, quindi i talleri di Brabante, i fiorini, le trilline milanesi, eccetera, e anche i sisini di Venezia. Ma la Repubblica di Venezia, molto vigile, se ne accorge e tramite il suo ambasciatore Francesco Priuli identifica la truffa e così la Repubblica di Venezia condanna i Mazzetti al taglio della testa, seppure in contumacia. E quindi, la battaglia per i diritti va avanti, per quello che ne sappiamo non si conclude mai positivamente. Lascio al lettore la possibilità di indagare se gli interessa. Dico solo che questa ricerca, oltre al fatto di avermi portato appunto a trovare archivi sia in Piemonte che, negli archivi di Leeuwarden e di Utrecht in Olanda, ehm, offre la possibilità anche di indagare ulteriormente sulle figure dei banchieri cosiddetti lombardi, soprattutto Astigiani e Chieresi, che ancora nel tardo Cinquecento erano evidentemente ancora attivi, in queste zone. E in secondo luogo, dico che le ricerche sulla figura di Cesare Mazzetti non sono finite e ci sono anche dei suoi discendenti olandesi che stanno continuando a cercare per trovare nuovi elementi.